Trattative sotto traccia o semplicemente delle suggestioni? L'Acragas è sempre in vendita, ma gli acquirenti faticano a materializzarsi. Dopo la cordata romana, il cui interesse per la stagione in corso è tramontato, si narra ora di un gruppo di procuratori calcistici che ha fatto tappa nella città dei Templi per manifestare al socio di minoranza, l'avvocato Caponnetto, e ai tifosi l'intenzione di rilevare personalmente o per conto di altre persone la società. Cosa c'è di vero? Pronta la presa di posizione del presidente onorario e azionista di maggioranza Marcello Giavarini, il quale si affretta a chiarire: allo stato attuale non ho ricevuto alcuna offerta da parte di questi procuratori, ma ho soltanto visto tanta pubblicità da parte degli stessi agenti sportivi e di alcuni agrigentini che li accompagnano e sostengono questa trattativa. Giavarini si dice comunque disponibile al dialogo e al confronto, apre ai potenziali interlocutori affinché, spiega, la trattativa possa concludersi al più presto e con vantaggi positivi per la squadra biancoazzurra e per la società. E invita i procuratori a spedire la propria richiesta scritta di acquisto dell'Acragas direttamente al sindaco di Agrigento Firetto. Giavarini dette alcune condizioni che in termini economici si traducono in circa 1 milione di euro. Chiede infatti, oltre alla proposta di acquisto, una lettera di garanzia di solvenza che lo liberi della fideiussione di 700.000 euro sottoscritta per il campionato in corso che scade il prossimo 31 ottobre. Dopodiché, per il bene dell'Acragas, i signori procuratori, sottolinea ancora Giavarini, versino nelle casse della società la somma di 400.000 euro per il normale svolgimento del campionato di Serie C. La somma complessiva richiesta è di 1.100.000 euro. Dal fronte economico a quello tecnico è iniziata per la comitiva biancoazzurra la settimana di lavoro. Domani test amichevole contro la Pro Favara in vista della gara di campionato di sabato contro la Paganese. I giocatori, galvanizzati dal paro esterno contro il Monopoli, si sono messi al lavoro con maggiore fiducia. Di Napoli a tutti a disposizione.